in questa piazza il 10 maggio del 1885 zampillò un'acqua che proveniva da dove? Proveniva dalla fonte Urciuoli di Serino, quindi viene inaugurato il nuovo acquedotto di Serino, un acquedotto che da quel momento in avanti, diciamo, alimenterà la città di Napoli fino ai giorni nostri, sempre più perfezionato, sempre con nuovi contributi d'acqua, ma quel giorno nasce l'acquedotto napoletano. Ferdinando IV, diventato Ferdinando I dopo la parentesi francese, decise di costruire San Francesco di Paola più bassa, di Palazzo Reale. Quindi c'era questo atteggiamento di Ferdinando I nei confronti della Chiesa, che volle sicuramente riconoscere a San Francesco di Paola il riconoscimento di questo ritorno sul regno, ma che comunque doveva rimanere più basso rispetto all'altezza del palazzo. Chi è stu ninna che va venenna? E io rispondo a cu parola accorta, sono lacrime d'amore e non ne ha. Questo è un angolo di paradiso, questa piazzetta, ahimè sottovalutata. Al centro c'è un albero rarissimo a Napoli, una gommalacca, è un albero della pampa argentina che sta qua e sta in Goppo. Perché? Perché drinchi entrambi, insomma non ci sta, tutto bene a bere qua. Perché drinchi entrambi, perché drinchi entrambi, insomma non ci sta. Io sono napolitano, sono la tradizione, io sono burattino, sono pupazzo. O sono cristiano, io sono solo, sono cielo, sono mare, sono dormiente, sono gioia, io rido, io chiagno. E spissa, ma innamoro. Siamo a Piazzetta Demetrio Salazzare e qui vorrei tornare di nuovo sulla storia dell'acqua napoletana. Come si raffreddava quest'acqua? Perché i frigoriferi vengono inventati prima, ma a Napoli si diffondono solo negli anni 50. E come si raffreddava allora? Si raffreddava col ghiaccio, naturalmente, che in napoletano è a neva. Sto vascio non è vascio, a reggia mia reggia, sì signor padre e mastrascia, sì signora mamma e paglia seggia. Ma hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia. Di pallonetti a Napoli ce ne sono 3, credo, memorizzati nei toponimi cittadini. Un pallonetto a Santa Lucia, un pallonetto a Santa Chiara e un pallonetto di San Liborio. Quello di San Liborio, qualcuno lo ricorderà, Filomena Marturano, lo pigliassero quartine in Coppa San Liborio. Il pallonetto rappresenta un luogo di incontro, di gioco. Questo gioco che poi il professor Amedeo Colella ci spizierà con questi aneddoti legati alla leggenda e anche alla verità del gioco, di come nasce questo pallonetto legato al pallone. Il Tournese era coniato a Tours nel 400, si chiama Tournese, l'adottano alla dinastia Borbone, una moneta di rame rossa che somigliava però proprio alla grossa bocca rossa carnosa di una bella donna. Quindi dammi un Tournese era un modo furbesco di dire dammi un bacio, però poi ti consentiva di tornare sui tuoi passi. Su questo equivoco gioca pure una canzone famosissima di Salvatore Di Giacomo, ve la ricorderete, I Spingole francesi, in cui la donna ammiccante invita il venditore di spingole, di spille da Balia, dice quanta spingola marai per un Tournese? Si stabilì la prima fondazione sull'isolotto di Megaride. Di fronte all'isolotto di Megaride appunto c'era tutta la zona di Pizzo Falcone e Monte Echia. Questa zona poi è stata caratterizzata dal ritrovamento della necropoli che risale sicuramente tra l'VIII e il VII secolo a.C. Successivamente ci fu la fondazione verso l'espansione di questo insediamento greco verso la zona orientale di Partenope che fondò appunto la nuova città Neapolis. No bello giorno taccata sa pure ritta fatta Capusilla che ha fatto sfratta e o Vesuvio va trovato ma per sa portare non sanno ancora come hanno fa no niente ci può poi spostare a Napoli a Rostamo si somigliare ai progetti ma chi ci si mette ma niente può fare è tutta vonna Napoli ma nessuno sa può portare. Una delle più antiche, 1836. Siamo proprio all'epoca in cui Ferdinando II Borbone concede le licenze di acquafrescaio.
la storia dell'acqua a Napoli attraversa una storia molto più ampia. Potrebbe sembrare un episodio culturale minore e invece guarda, attraversare la storia vuol dire ritornare indietro all'acquedotto della Bolla che ha oltre 2000 anni, a quello augusteo, ovvero quello di Serino, e poi l'acquedotto del Carmignano e poi arriviamo al moderno acquedotto napoletano. Ovviamente la domanda è, prima che arrivassero gli acquedotti, come bevevano i napolitani? E così, così parleremo di acquivendoli ambulanti, quelli che tenevano a Mummarella in coppia e spalla. Poi quando il mestiere diventò stanziale, quindi si creano i chioschi di acqua frescaio, una realtà che poi ha inciso molto sulla lingua napoletana. Ancora oggi, per esempio, fare una domanda oziosa, retorica, inutile, acquaiola, acqua è fresca, ma chi lo domandi a fare? No, è chiaro che la risposta non può essere che manca a neve. Questa idea di raccontare Napoli, le sue storie, i suoi protagonisti, attraverso la storia degli acquafrescai, narrata dal grande Amedeo Colella, è stata una bella idea, perché sta consentendo a napoletani e ai turisti che anche in questo mese affollano la nostra città di conoscere zone poco conosciute di Napoli o di ascoltare attraverso uno dei più grandi narratori della napoletanità e della lingua napoletana, che è appunto Amedeo Colella, di conoscere anche le storie che sono dietro a un'espressione, a un modo di dire, a un chiosco. Ed è veramente una grande gioia per me, una soddisfazione per noi poter portare anche quest'anno ai turisti e ai cittadini una proposta per chi resta in città e per chi viene in città